Riusciremo a farla? Nella linguistica di calcio si dice razoj elettrika, no? Na področju kulture, hkrati pa seveda ponudi tudi Evropi svojo izvirnost. Novi Gorici, Piranu in Ptuju. Ne glede na to, katero mesto bo danes izbrano, poraženca ne bo. Vsako mesto, ki se je potegovalo za imenovanje za Evropsko prestolnico kulture, mora... In tukaj ne mislimo zgolj na mejo, ampak seveda na vse meje na tem svetu, ki nočemo več, da obstajajo. Torej, pozdravljam. The panel recommends the following city to be nominated as European Capital of Culture in Slovenia in 2025. Brava ragazza, brava ragazza. Insomma, dammi il microfono come si chiama. Esattamente, speriamo, comincia la trasmissione curata. Per tutta Europa ci sono delle aspettative nei nostri confronti, noi abbiamo generato queste aspettative nella consapevolezza che saremo in grado di portare a compimento il progetto che abbiamo. E ripeto, quello che dicevo prima la sua collega, se noi guardiamo in Europa, considerando in che misura i confini vengono vissuti, se pensiamo soltanto all'Italia, non c'è una città che viva al confine come Gorizia. Ecco, riuscire a dimostrare come, laddove non ci sono le condizioni, anche oggi in Europa non ci sono condizioni per poter far crescere coesioni, cooperazioni internazionali, se ci siamo riusciti dove le condizioni non c'erano, a maggior ragione anche altrove possono naturalmente germogliare queste iniziative. Perciò non esagero quando dico che è una vittoria di tutta l'Europa. Oggi inizia un nuovo percorso perché è stato raggiunto grazie al lavoro avviato già dal sindaco Romoli con il sindaco Cioni Nova Gorica, proseguito poi dalla sua amministrazione, però adesso ci sarà ancora molto da fare. Sì, non inizia un nuovo percorso, è un percorso che è già iniziato. Semplicemente abbiamo dato un potente motore ad una vettura che diversamente si sarebbe trovata con una piccola cilindrata, oggi invece abbiamo Point you. We are ready to give all that we promised. I know that you don't speak Italian. Sono convinto. I think that win not only Gorizia and Nova Gorizia, but now today win Europe. Europe doesn't need border. Europe needs solidarity, and Europe needs unity. It's time for a new chapter in the European integration, and the chapter needs to be dedicated to people, to simple people, and to integration on the micro level. Our two cities are a very good example of this. So let 2025 be the year for the European Union
dedicated to people. Thank you for the trust you gave to us. Gorica, ma un territorio molto più ampio, cioè ha vinto l'Europa. Io sono davvero convinto che questa vittoria può essere una testimonianza per tutte le altre aree di confine del nostro paese. Se noi pensiamo che questo era un terreno in cui nulla avrebbe potuto germogliare a causa delle tragedie del XX secolo, se qui è germogliata una capitale europea della cultura, la nostra esperienza, le nostre competenze, la nostra testimonianza può essere esportata anche nel resto dell'Europa.